Dopo la Scozia, chi fa il tifo per l'indipendenza del Veneto guarda il recente voto in Catalogna come via democratica verso l'autodeterminazione. 2 milioni di cittadini al voto, nonostante la non ufficialità, stante il pronunciamento contrario della Corte Costituzionale spagnola, che in queste ore sta facendo rischiare l'incriminazione agli organizzatori, sono un segnale che non resterà comunque senza conseguenze in patria come fuori. Ed è proprio il governatore del Veneto, Luca Zaia, il primo a sfruttare l'esempio ispanico, chiedendo al governo italiano di lasciar votare anche i veneti. Resta il rammarico di un referendum ufficiale che non si è celebrato, sicuramente un grande segno incontrovertibile a questi 2 milioni di cittadini che sono andati a votare, ma direi ancora di più la chiamata di popolo, i 40.000 volontari, gli osservatori in generale. Poi capiremo perché anche in questo momento c'è un sacco di dibattito in Catalogna rispetto ai negoziati da fare con il governo oppure no. Io direi che comunque il segnale c'è, è un segnale rispettoso della democrazia, tutto si è svolto in maniera pacifica ed è altrettanto vero che in Veneto abbiamo approvato 2 leggi referendarie, una per l'indipendenza e una per l'autonomia ed è giusto che i veneti siano messi nelle condizioni di esprimersi. Non si capisce per quale motivo il governo abbia paura del fatto che i veneti possano essere consultati sul tema così importante qual è quello dell'indipendenza. Non solo indipendenza, il governatore veneto è nero per i tagli ai bilanci delle regioni annunciati e sempre più probabili nella prossima legge di stabilità. Zaia teme effetti anche sulla sicurezza e ne approfitta per ringraziare le forze dell'ordine dopo l'arresto di Cristian Ioan, il pirata della strada rumeno, riuscito a sfuggire 2 volte all'arresto dopo aver ucciso Goffredo Macolino e per 2 volte riacciuffato dalle forze dell'ordine. I miei complimenti alle forze dell'ordine per aver garantito la giustizia a un delinquente come questo, fra l'altro in virtù anche di una grande attività investigativa e di intelligence.